Non ci sarà da stupirsi se venerdì e sabato, andando al museo, le guide del Marta non supereranno il 1,50 m e avranno meno di 12 anni. Tutto previsto. È la seconda edizione dell'Archeobimbi. Per 2 giorni, il 23 e il 24 maggio, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto sarà affidato a 200 bambini e ragazzi provenienti dalle classi quarta e quinta della scuola elementare Tempesta e dalle prime e seconde della scuola Volta. Saranno loro a guidare i visitatori all'interno delle sale, a spiegare in 3 lingue, francese, spagnolo e inglese, i reperti esposti nelle sale del museo. Per la direttrice Stella Falzone è un modo per aprire concretamente le porte del museo alle nuove generazioni e creare un ponte. È un lavoro che nasce come la tela di Penelope, si tesse nel tempo, nulla si improvvisa, anche i ragazzi saranno bravissimi, hanno lavorato tutto l'anno e questo è il frutto di un grande lavoro che a partire dall'anno scorso è nato con la realizzazione, con il coinvolgimento in un patto di comunità, un patto educativo di comunità che riguarda il museo e riguarda la scuola Volta e altre scuole. Questo riteniamo che sia molto importante perché vuol dire insegnare ai ragazzi a crescere anche nel valore della cultura e a farli sentire protagonisti. Quest'anno l'impegno dei giovani archeologi raddoppia con attività di vario tipo come concerti, laboratori, visite guidate e perfino una escape room creata da loro. Insomma, un racconto che si farà a parole ma anche attraverso il gioco, con l'utilizzo di visori che consentiranno l'esperienza immersiva di piccole escape room dedicate al museo e non solo. Protagonista anche la musica, ha spiegato la dirigente scolastica Teresa Gargiulo. L'istituto Volta infatti è a indirizzo musicale con classi di strumento dedicati al pianoforte, alla chitarra, alle percussioni, al violino e al flauto traverso. Per noi questo significa raggiungere un obiettivo, che è quello di portare la scuola fuori dalle aule scolastiche. Quindi farlo all'interno di una delle sale del museo significa proprio toccare con mano quello che significa un reperto storico, cosa rappresenta, cosa racconta, e quindi i ragazzi parlano, quindi rendono tangibile, visibile e toccabile proprio la realtà storica, soprattutto nel nostro territorio. Quindi sicuramente l'obiettivo è quello di riappropriarsi della propria storia. E allora scopriamo il programma. Il 23 di maggio Archeobimbi si svilupperà tutto nella fascia pomeridiana, con concerti nella zona di ingresso del museo vicino alle vetrine della Temporary Art, l'escape room musicale e il racconto in 4 lingue davanti ad alcune vetrine del primo e secondo piano del Martà. Dalle 17 alle 19 si terranno i laboratori di arte e lingua destinati ai più piccoli. Sabato 24 maggio invece gli alunni e docenti della scuola Volta e Tempesta saranno presenti nella programmazione del mattino e del pomeriggio, mentre i laboratori di arte si terranno dalle 9 alle 11. Non resta che comprare il biglietto.